il governo di estendere le misure restrittive a tutto il territorio nazionale, lo dichiara il governatore Zaia, che pensa a misure ancora più forti per contenere il virus. Detenuti in rivolta al carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia per le limitazioni alle visite dei parenti e il rischio contagio coronavirus, danni alla struttura ma nessun evaso. Pochissime persone in giro a Venezia, la città sta seguendo scrupolosamente le indicazioni in vigore per combattere il contagio da coronavirus. A Mestre locali puntualmente chiusi alle 18, reportage nelle vie centrali tra chi sceglie un'alternativa a chi non rispetta le regole. Cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori senza paracadute che si trovano in crisi per l'emergenza coronavirus. La Regione si siede al tavolo con le categorie per inviare richiesta al Governo e all'Europa. Su un'immediata modifica dei servizi di trasporto pubblico, di navigazione e automobilistici le notizie sono infondate, lo comunica in una nota CTV. Alcuni semplici accorgimenti permettono di mantenere invariata anche in queste settimane di emergenza la produzione del pane artigianale, il racconto di chi se n'è innamorato a 70 anni. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque è arrivato pochi minuti fa il nuovo bollettino di aggiornamento delle persone contagiate in Veneto. Saliamo a 913 persone contagiate, un più 57 rispetto al bollettino di questa mattina. Le persone maggiormente contagiate questa volta sono a Padova con un più 34, mentre a Venezia sono più 8 persone, 233 le persone invece ricoverate con un più 29, mentre sono 69 ora le persone che si trovano in terapia intensiva, più 2 persone rispetto sempre al bollettino di aggiornamento di questa mattina. Per fortuna non ci sono state altre vittime da coronavirus da questa mattina a questa sera. Ebbene, la decisione del governo di estendere le misure restrittive a tutto il territorio nazionale, dice il governatore Zaia durante la quotidiana conferenza stampa, ma il presidente del Veneto pensa a misure ancora più forti per contenere il virus. Sentiamo. Non è escluso, e questa è un'idea che sta circolando e lo dico, prendetela come riflessione, ma non la trovo tanto barbina come riflessione, che piuttosto che protrarre un'agonia che dura mesi sia meglio arrivare a una chiusura totale ben contingentata in maniera tale che si possa bloccare il contagio del tutto. C'è anche questa linea di pensiero, immagino che oggi ne parleremo anche nei prossimi giorni, però è fondamentale pensare che noi dobbiamo isolare il virus. Chiudere tutte le attività commerciali non essenziali, ad eccezione di supermercati e farmacie, stop anche ai mezzi pubblici per 15 giorni. E questa è la richiesta che arriva al governo da Veneto e Lombardia e che sarà al centro del confronto nelle prossime ore. Una misura ancora più restrittiva, ma ritenuta da Zaia e Fontana necessaria per fermare il contagio. Più rallentiamo il contagio, cioè la velocità di contagio, più respiro abbiamo rispetto alle strutture ospedaliere. La Regione in mattinata ha diffuso i dati relativi alle terapie intensive. I 450 posti letto negli ospedali veneti presentano al momento un tasso di occupazione medio dell'80%. 67 di questi sono occupati da pazienti affetti da coronavirus. Da ieri si sono aggiunti altri 48 posti attivati senza bloccare l'attività. Sono poi in allestimento altri 120 di terapia subintensiva aggiuntivi a quelli esistenti. Intanto una boccata d'ossigeno all'attività nei nosocomi arriva dall'articolo 7 del decreto approvato la settimana scorsa e pubblicato oggi. Quello della possibilità di far lavorare tutti i sanitari, ma non solo, anche i dipendenti per i servizi essenziali che sono stati oggetto di contatto con persona positiva ma hanno un tampone negativo e sono asintomatici. Abbiamo già pronta un protocollo da inviare a tutte le ULSS, in maniera tale che questi dipendenti siano assolutamente tutelati quotidianamente con tutta una serie di attività che vanno dal tampone alla misurazione della febbre o quant'altro. In Veneto sono 656 i sanitari sottoposti a quarantena perché venuti a contatto con pazienti positivi, 165 i dottori. Questo decreto, che vale anche per i medici di base, prevede altro ancora. La possibilità di attivare assunzioni straordinarie.
rispetto a tutte le professioni mediche, infermieristiche e quant'altro, che in questo decreto è previsto, non è più un problema il tema dei medici laureati abilitati. Intanto rimane il problema dei dispositivi introvabili. Non ce ne sono, dice Zaia. Quello delle mascherine sarà un'emergenza anche nei prossimi giorni. Il mondo intero sta galoppando verso l'ultimo scatolone di dispositivi. Noi abbiamo avuto vicende nelle quali ci offrono materiale inesistente, dove ci chiedono il pagamento del 100% prima della spedizione. Dall'altro abbiamo ovviamente competitors a livello internazionale che addirittura riescono a intervenire anche su prodotti che sono già destinati alla nostra comunità o ad altre comunità. Detenuti in rivolta al carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia per le limitazioni alle visite e il rischio contagio coronavirus, danni alla struttura ma nessun evaso. La paura che si diffonda il coronavirus in una struttura in cui sono rinchiusi 268 detenuti sui 159 previsti. La sospensione dei colloqui coi familiari all'interno dei penitenziari, sempre per prevenire il contagio, sostituita con videochiamate e telefonate. Come accaduto altrove in Italia, la rivolta alla fine è scoppiata anche all'interno del carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Da fuori si è sentito prima alcuni detenuti battere le gamelle, i recipienti per il cibo, sulle inferriate alle finestre, come peraltro era già accaduto recentemente. Questa volta però, poco dopo, si sono iniziate a vedere anche delle fiamme. Forze dell'ordine in tenuta antisommossa hanno circondato l'edificio e blindata tutta l'area. La vicinissima Piazzale Roma è stata temporaneamente chiusa alla circolazione. Attorno, sulle prime, un po' di confusione tra esercenti e passanti che vedono solo tante forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza ed esercito. Per precauzione in diversi abbassano la saracinesca. In fretta e furia vengono tirati dentro i tavolini di un bar nei paraggi. Il sindaco di Brugnaro, di passaggio, si ferma a monitorare la situazione. Le strade peraltro sono semideserte a causa dei provvedimenti di contenimento del coronavirus. Un elicottero sorvola l'area. Arrivano anche i vigili del fuoco e vengono attivati gli idranti. La rivolta riguarda i detenuti di un padiglione ed è circoscritta. Diversi i danni subiti dal carcere, ma nessuno risulta evaso. I controlli erano stati potenziati anche lungo il Ponte della Libertà, ma già attorno alle 16, circa 2 ore dopo lo scoppio della rivolta, la situazione si andava gradualmente normalizzando. Pochissime persone in giro oggi a Venezia. La città sta seguendo scrupolosamente le indicazioni per combattere il contagio da coronavirus. Perché ha deciso di chiudere? Non c'è proprio nessuno in giro. Esatto, proprio per quello, perché non c'è nessuno. Da quanto tempo che... Allora, sono 10 giorni che sono a zero. A zero? Come li stai vivendo queste giornate? Malamente. Perché? Perché non c'è più contatto con la gente, bisogna stare isolati in casa. C'è una città chiusa, morta, una città che ha speranze di aperture e di guarigione, ma non si sa dove e come. L'atmosfera è irreale. I provvedimenti anticoronavirus hanno quasi desertificato Venezia. Poche le persone per strada. Un vaporetto solitario percorre il Canal Grande. I luoghi più impressionanti sono quelli che in genere erano più affollati. Il Ponte di Rialto, ad esempio, così non lo si era mai visto. Chi si incontra ha spesso le borse della spesa, è uscito per comprare da mangiare, oppure, naturalmente, come da disposizione, per lavoro. Lavoro qui alle gallerie dell'Accademia e museo è chiuso, facciamo quello che possiamo fare. Le gallerie dell'Accademia sono chiuse, come gli altri musei, i teatri, i cinema, le scuole e tanti negozi e locali. Cosa l'ha spinta a prendere questa decisione? Beh, sicuramente il provvedimento di ieri sera ci ha fatto fare un esame di coscienza e decidere appunto alla chiusura, per il bene di tutti. Prima ci stiamo alle regole e prima ne usciremo. Lavoro. Chi
Chi invece rimane aperto, ad esempio, sono alcune librerie. Fatta la tara sul fatto che sono molti meno i clienti che girano, però quelli che girano comprano molto di più. Ma un po' legato al fatto che devono rimanere a casa poi la sera? Secondo me sì. I veneziani in fondo ne hanno viste tante, la situazione non è certo facile, ma prima o poi passerà anche questa. Ha paura? No, sono sincera, no. Ho le mie precauzioni. Lavarsi le mani è una cosa che penso fin da bambini ci hanno insegnato sempre, non con la mucchina, ma insomma è una norma normale. Poi cosa c'è? E stare a casa, sto a casa. E davvero pochissima gente anche nel simbolo di Venezia, in piazza San Marco. I provvedimenti letteralmente hanno svuotato il salotto di Venezia. Il silenzio è rotto solo dal verso di un gabbiano, dai rumori di un cantiere. Nel pieno dei provvedimenti per contenere il contagio da coronavirus, Piazza San Marco, che accoglie decine di milioni di turisti, appare già ricordo sbiadito di un tempo remoto. Ora è possibile persino sentire i propri passi e l'incontro più frequente è con agenti di polizia municipale e di Stato, carabinieri, militari, guardie giurate, a presidio di una piazza che non solo è quasi completamente vuota, ma è completamente chiusa a partire dalla Basilica di San Marco e dal Palazzo Ducale. Alla fine della piazzetta, dopo le colonne con le statue del Leone di San Marco e di San Teodoro, davanti al bacino un unico gondoliere attende invano l'arrivo di qualcuno. Da quanto tempo è che non fa un giro in gondola adesso? Che non arriva qualcuno a fare un giro in gondola? Da giorni. Da giorni addirittura? Sì. Quanto si può resistere in questa situazione? Molto poco. Molto poco. Sotto le procuratie una lunga serie di saracinesche abbassate. Molti hanno la scritta chiuso per ferie. Pochissimi negozi hanno deciso di rimanere aperti comunque. Chiusi anche locali storici come il Caffè Florian. Attraversando la piazza, però, sul lato opposto, tra file di tavolini vuoti, c'è chi ha fatto un'altra scelta. In questo momento siamo qui che tutti cerchiamo di dare quello che è il nostro pubblico servizio e siamo aperti chiaramente a bassi giri, bassissimi giri, e per dare un minimo di servizio, perché se chiudiamo tutti quanti diventa tipo Chernobyl e questo non vogliamo. Quanto si può resistere in questa situazione? Direi poco perché le nostre strutture sono strutture abbastanza complesse, personale molto e quindi bisogna fare delle valutazioni un po' più ampie, insomma. A sorpresa si materializza la categoria fino a ieri più frequente e oggi quasi totalmente scomparsa. Where are you from? Liverpool. La coppia di turisti arriva dall'Inghilterra. Ama Venezia la follia e mai avrebbe rinunciato a venire qui. Questa, dicono, è una tragedia che arriverà presto anche nel Regno Unito. E come da provvedimenti, locali puntualmente chiusi alle 18 a Mestre tra chi sceglie un'alternativa e chi non rispetta invece le regole. Ci troviamo in via Palazzo a Mestre, sono passate da poco le 18 e come si vede in questa via tutti i bar hanno chiuso o stanno chiudendo. Qui c'è una saracinesca a metà, le luci spente, ora si abbasserà a breve del tutto e così gli altri locali. I controlli non mancano, poco dopo le 18 si vedono già passare i carabinieri. Ecco un altro locale che sta chiudendo, le sedie e i tavolini sono stati riposti, all'interno si stanno facendo le pulizie di fine giornata e tra pochissimo spegneranno le luci e si chiuderanno le saracinesche. Tra i titolari non ci si perde d'animo nonostante le difficoltà che subentrano per la loro attività. Chiuso, certo, sì, chiuso, ci adeguiamo e chissà che passi presto. Vediamo che lei comunque ha il sorriso. Per forza, comunque è giusto, dai, diciamo che è giusto, va bene? E ci rifaremo più avanti, pazienza, dai, intanto l'importante è guarire tutti, star bene e prepararci per l'estate, così ci carichiamo di forza per lavorare meglio. Allora, vedete, qui vi facciamo vedere un primo locale, qui il primo che stiamo incrociando in piazza Ferretto con la saracinesca abbassata a metà, ovviamente perché all'interno stanno ancora pulendo e finendo di sistemare per domani, e così anche vi facciamo vedere
poco più avanti, lì proprio al centro della piazza, il famoso bar Stendardo. Nonostante la chiusura dei locali, però, Mestre non è deserta, anzi, sotto i portici ci sono addirittura gruppetti, per lo più di giovani, che sembrano aver preso alla leggera le disposizioni. E c'è chi non rinuncia all'aperitivo, cambiandone però le modalità. Essendo il primo giorno di chiusura totale, in una maniera così un po' particolare, insomma, però bisogna adeguarsi alla situazione generale, quindi diciamo che noi abbiamo scelto di farci dare qualcosa da bere prima della chiusura, ovviamente, del locale, e adesso aspettiamo qualche minuto e poi ce ne torniamo a casa. Quindi insomma voi il vostro aperitivo alla fine lo fate nonostante l'orario? In qualche maniera, organizzandoci. E si può fare, indubbiamente. Anche lei è della stessa opinione? No comment. Lei non è proprio d'accordo? No, l'ho pensata io, ma non... lasciamo lì. Non è la stessa cosa. Lasciamo lì. Ormai non è più possibile fare niente, non solo andare a un bar, ma nemmeno andare a mangiare fuori, nemmeno trovarsi con nessuno, né fuori né in casa. Quindi purtroppo la situazione è questa e vabbè, dobbiamo conviverci, no, non abbiamo tanto altro da fare. Sono appena passati comunque dei poliziotti in Borghese, vedo che è piena la piazza per dire a tutti di chiudere quando arriva l'ora. In Borghese? Sì, anche in Borghese. Li ho visti, è già la seconda o terza volta in 2 giorni che li becco, che li trovo in giro e che appunto fanno chiudere i locali anche se non sono in divisa, ma non te lo aspetti. Un po' sconfortante la cosa, devo dire la verità. Però si tratta di portare pazienza un po' per il bene di tutti. Assolutamente d'accordo, sicuramente nessuno è qua a dire che sia sbagliato quello che è stato detto o quello che è stato deciso da parte del governo. Cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori senza paracadute che si trovano in crisi per l'emergenza coronavirus. La Regione si siede al tavolo con le categorie per inviare richieste al Governo e all'Europa. Abbiamo necessità di avere una legge di copertura su questo e dall'altra abbiamo il problema delle risorse vere e proprie da destinare agli ammortizzatori sociali. Il fabbisogno per il Veneto è di oltre 200 milioni. La crisi innescata dal coronavirus è molto più ampia di quello che appare. Non riguarda solo il turismo, alberghi, negozi, bar e ristoranti o il comparto della cultura e dell'intrattenimento, teatri, cinema, musei obbligati alla chiusura. Ci sono persino aziende che rischiano di rimanere ferme perché dall'estero non arriva la componentistica necessaria. L'assessorato regionale al lavoro si sta muovendo di concerto con le categorie economiche e produttive venete e il governo. Noi stiamo ragionando degli ammortizzatori sociali in deroga, cioè tutti quei settori e quei soggetti che non sono coperti da ammortizzatori sociali devono avere un paracadute che ha 2 limiti però. Il primo è che il decreto legge lo prevede per un mese solo è decisamente inutile, e il secondo è il limite che hanno dato per esempio per aiutare i lavoratori autonomi con quei 500 euro al mese per 3 mesi, in questo caso ma solo per la zona rossa. Il discorso non riguarda però solo Roma, anche Bruxelles è chiamata in causa. L'Unione Europea deve infatti necessariamente intervenire in un ambito che non può essere fronteggiato da un singolo Stato nazionale. Noi versiamo alle casse della Comunità Europea più di quello che ci viene restituito, quindi noi avremo già un credito. Dall'altra noi abbiamo delle risorse oggi che sono nella disponibilità per esempio della Regione del Veneto, sono 58 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali frutto di una oculata gestione degli anni passati, ma è evidente che con l'impatto che sta avendo è insufficiente. In merito ad una possibile immediata modifica dei servizi di trasporto pubblico di navigazione e automobilistici, le notizie sono del tutto infondate e prive di fondamento. Lo riferisce in una nota l'azienda di trasporto ACTV che gestisce collegamenti di bus e vaporetti a Venezia. Nessuna decisione, prosegue la società, è stata presa, il confronto con l'amministrazione comunale è costante. Come azienda stiamo valutando una denuncia per procurato allarme a carico di chi diffonde fake news in un momento in cui si dovrebbe attenersi alle disposizioni ufficiali. Non solo emergenza sanitaria in corso, nel decreto lo spostamento per andare a donare il sangue non è esplicitamente autorizzato, le scorte rischiano di andare in sofferenza, caso esemplare quello di ieri nella sezione comunale di Venezia, non è stata raccolta neppure una sacca, non era accaduto neppure con l'acqua alta di novembre.
In questa difficilissima situazione non sono state finora considerate le donazioni di sangue. Il coronavirus sta bloccando mezza Italia e probabilmente ne bloccherà l'altra mezza, però la donazione di sangue non è stata considerata e noi vediamo che siamo in calo importante. Già eravamo in calo a gennaio, a febbraio abbiamo visto una drastica riduzione delle donazioni, è considerato anche che alcuni centri di raccolta non erano aperti, vedi Schiavonia, e che adesso per fortuna stanno riaprendo. Adesso con il decreto dell'8 marzo di domenica ovviamente c'è una preoccupazione da parte dei donatori che non sanno se possono recarsi a donare, perché non è tra le 3 specifiche ovviamente esclusioni per la possibile mobilità, e quindi noi stiamo chiedendo ovviamente al Ministero di inserire in modo esplicito anche la donazione di sangue tra le possibili ovviamente motivi per la mobilità, però andiamo a donare lo stesso perché altrimenti rischiamo che quelle scorte minime che stanno scendendo sotto ovviamente sotto il minimo, rischiamo ovviamente di non riuscire più a garantire gli interventi che sono invece molto importanti. Quindi andate a donare con la tessera associativa e eventualmente anche la prenotazione, e se ovviamente domani qualcuno dovesse fare dei problemi ci saranno i vostri presidenti delle comunali, provinciali, regionali, io stesso, che potremo intervenire. Mi raccomando ovviamente non diminuiamo la possibilità di garantire il dono agli ammalati. Alcuni semplici accorgimenti permettono di mantenere invariata anche in queste settimane di emergenza la produzione del pane artigianale, nessun pericolo e cibo buono. Il racconto di Sergio Puppola, che di questo mestiere si è innamorato a 70 anni. Suddividere i clienti a fasce orarie per evitare grandi assembramenti, spalancare le porte del negozio per assicurare un buon ricircolo dell'aria, rispettare le distanze di sicurezza. Alcuni semplici accorgimenti e tutto continua come prima. Per Sergio Puppola, fare il panificatore, anche nel momento storico dell'emergenza coronavirus, resta il mestiere più bello del mondo. Un pizzico di poesia condito da tanti sacrifici e una grande passione. Teniamo conto delle distanze, che quello che ci è stato istruito lo stiamo mettendo in atto. Fortunatamente sono clienti sempre abituali, quindi abbiamo cercato di dividere la cosa, anche perché il coronavirus è anche per noi, non solo per i clienti. Così il pane di Via Fuga ha triplicato tra Cabianca e il Gran Viale al Lido di Venezia. Io vengo dalla vecchia scuola, ho fatto da piccolo, da bambino ho fatto sto mestiere, andavo a portare via le cassette con il pane, la cesta con il pane. È un mestiere che mi è sempre stato nel cuore. Adesso, dopo vecchio, a 76 anni, mi sono innamorato e mi sto dando da fare anch'io, assieme al pasticcere, assieme ai fornai. E abbiamo creato questi punti vendita che sono molto contento perché la gente apprezza. A maggio si spera che questo allarme sia ormai alle spalle per poter festeggiare un importante traguardo. Festeggiamo i 40 anni. Io, soprattutto la mia famiglia, i miei collaboratori e soprattutto Battagliarin Gianni, che da 40 anni, da quando era bambino, è sempre con me per questo lavoro. Auguri per i prossimi 40. Grazie. La Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del sito di interesse nazionale di Venezia, Porto Marghera, che verrà sottoscritto da Ministero dell'Ambiente, Regione e Autorità Portuale. Gli interventi di competenza regionale riguardano nella macroisola Fusina i tratti di marginamento antistanti, le società Alcoa e Enel lungo la sponda sud del canale industriale sud, e nella macroisola Nuovo Petrolchimico il tratto antistante la darsena della Rana lungo la sponda sud del canale industriale ovest, in corrispondenza dell'attraversamento in subalveo dei sottoservizi di società insediate nell'area. Le risorse disponibili sono di 102 milioni di euro, tutti stanziati dal Ministero dell'Ambiente.
Elezioni regionali 2020 è iniziato alle 12 di oggi e finirà alle ore 12 di domani il voto sulla piattaforma Rousseau per gli iscritti al Movimento 5 Stelle residenti nelle regioni Marche, Veneto e Valle d'Aosta. Per il Veneto si tratta del secondo e ultimo turno di votazioni per scegliere i candidati alla presidenza del Movimento 5 Stelle. Il primo turno si era chiuso con il maggior numero di preferenze alla veneziana Erika Baldin e il padovano Enrico Cappelletti. Tra loro viene scelto in queste ore il candidato governatore. E con questo è davvero tutto da Venezia. Io vi lascio alle previsioni del tempo e subito dopo l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Ulteriore rinforzo dell'alta pressione con una giornata stabile e clima decisamente primaverile. Il dettaglio di mercoledì 11 marzo. Sul Veneto condizioni di tempo asciutto e stabile, sarà infatti una splendida giornata caratterizzata dal sole con cielo in prevalenza sereno solo con qualche velatura. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature in ulteriore aumento, minime comprese tra 2 e 5 gradi, massime invece tra 14 e 17 gradi, punte di 18 gradi sul Rodigino. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole dappertutto, al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime invece fino a 16 all'incirca. Bel tempo anche sul Trentino Alto Adige, ampio soleggiamento solo con qualche addensamento ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime decisamente calde, vedete, fino a 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.